Buonasera a tutti, benvenuti a 20 Minuti Veneti, l'approfondimento settimanale di Piave TV. Oggi ospite con noi Mauro Vignandel, direttore di Cofidi Veneziano. Buonasera. Buonasera a lei. Allora, Cofidi Veneziano è una società cooperativa di garanzia mutualistica che facilita l'accesso al credito ad artigiani e imprenditori, piccole e medie imprese. Un'emanazione della Confartigianato provinciale. Allora, direttore, cerchiamo di sintetizzare, di presentare la società, di sintetizzare i vostri servizi. Sì, Cofidi Veneziano è una cooperativa di garanzia, come diceva lei, ma è innanzitutto un intermediario finanziario vigilato da Banca d'Italia e svolge il proprio compito prestando garanzia ed assistenza nei confronti delle piccole e medie imprese del Veneto. Ci rifacciamo al mondo di Confartigianato, però assistiamo a qualsiasi tipo di impresa. I nostri numeri sono numeri importanti al punto tale da collocarci tra i principali Cofidi a livello nazionale. Ecco, voi appunto quanti associati avete circa? Beh, noi abbiamo attualmente circa 9.000 associati, 9.000 imprese socie in tutto il Veneto, la maggior parte stanno in provincia di Venezia, abbiamo un patrimonio di attività che supera i 30 milioni di euro e finanziamenti concessi per circa 250 milioni di euro. Ecco, quindi voi immagino avrete degli accordi con le banche del territorio? Abbiamo degli accordi con le banche del territorio, con tutte le principali banche del territorio, dove garantiamo, quindi ci impegniamo in prima persona a rispondere eventualmente in caso di insolvenza da parte dell'impresa, ma anche questo ci permette di garantire all'impresa condizioni e quantità di credito ben differenti rispetto a che l'impresa fosse andata da solo in banca. Ecco, infatti approfondirei un attimo questo argomento. Qual è adesso attualmente la disponibilità delle banche, la differenza che c'è tra un associato vostro e allora, un associato? La differenza principale sta nella quantità di credito. Perché? Perché la nostra garanzia permette alle banche di avere una ponderazione che gli permette di accantonare meno denaro se avessero fatto senza. E questo permette quindi di poter concedere maggior credito. Inoltre il fatto stesso che noi garantiamo una parte del finanziamento permette alla banca di essere più tranquilla, quindi di sentirsi più tutelata e quindi di concedere credito. Quindi il fattore principale è la quantità di credito e il fatto di averlo o non averlo. In un momento come questo un elemento molto importante, perché con la questione del credit crunch, quindi la restrizione della concessione di credito da parte delle banche, è uno degli elementi fondamentali per permettere alle imprese di continuare. Il secondo aspetto è che noi intermediamo tra l'impresa e la banca e quindi in considerazione della nostra forza di intermediazione riusciamo a spuntare condizioni migliori rispetto a quanto un'impresa riesca a fare da sola. Terzo aspetto è che veniamo riconosciuti dai maggiori enti pubblici, in primis la Regione Veneto, Veneto Sviluppo, la finanziaria della Regione Veneto, e dalla Camera di Commercio di Venezia e da altre Camere di Commercio, come ente erogatore di contributi ad abbattimento del costo del denaro. E questo ci permette quindi a nostra volta di concedere finanziamenti a condizioni veramente vantaggiose rispetto a quanto si potrebbe trovare fuori dal nostro ambito. Ecco, c'è una differenza per quanto riguarda anche i tassi di interesse? Sì, c'è una differenza che è legata allo spread, cioè al differenziale che è dato dal tasso di riferimento, che è l'Euribor oggi, e quanto poi la banca applica in più. Gli spread applicati a noi sono più bassi. Non posso dirle di quanto, perché si riferiscono anche in questo caso comunque al reddito dell'impresa, al giudizio che noi e la banca diamo sull'impresa. Più l'impresa è a rischio, maggiore è il costo del denaro, ma comunque è al di sotto del mercato ordinario. Ecco, a chi di stanno qualche andando, punto. A chi stanno andando i finanziamenti in questo periodo? Diciamo che oggi ci troviamo in una duplice situazione di difficoltà. Da una parte è quella delle banche che concedono con difficoltà, dall'altra parte è quella anche di un'economia che ristagna al punto tale da non far chiedere neanche più alle imprese. E oggi i maggiori finanziamenti stanno andando alla liquidità di impresa. Stanno succedendo cose che un tempo non sarebbero mai successo. Si finanziano il pagamento delle imposte, il pagamento delle tasse, si finanziano la liquidità ordinaria per poter tirare avanti nell'attesa di momenti migliori.
Sono ormai pochissimi i finanziamenti per investimenti. Poi ci sono categorie che sembrano ormai anche scomparse dall'interesse da parte degli istituti di credito. Ad esempio tutto l'ambito dell'edilizia, del comparto casa, degli impiantisti. Lì abbiamo un grosso fenomeno di restrizione del credito e quindi le imprese si sono quasi rassegnate a non richiedere neanche più. Ecco, infatti l'edilizia è proprio uno dei settori che risente maggiormente di questa crisi economica. Come vi state muovendo in questo senso? E qui sul problema dell'edilizia non è più un problema solamente finanziario. Oggi come oggi è un problema economico. Ormai gli sforzi finanziari sono stati fatti tutti, le imprese si trovano già ben indebitate. Il problema è economico, da una parte la difficoltà ad incassare i crediti, non più soltanto i crediti degli enti pubblici, ma anche i crediti da impresa a impresa ed ultimamente anche i crediti con privati. L'altro elemento di difficoltà è che economicamente sono calate le commesse notevolmente e quindi abbiamo fenomeni di imprese che resistono. Nonostante il calo di lavoro non vogliono licenziare il personale, difficilmente mandano in cassa integrazione oggi come oggi con molta difficoltà perché sono finiti anche i denari della cassa integrazione in deroga, che sono soprattutto la cassa integrazione che riguarda le nostre imprese, al punto tale che è calato l'utilizzo della cassa integrazione nel primo trimestre del 65%, cassa integrazione in deroga del 65%, ma non perché non ci sia stata domanda, perché non c'era denaro per poterla finanziare. E quindi le imprese danno fondo a tutte le loro risorse. Oggi come oggi però non hanno più risorse. Quindi siamo in una situazione di drammaticità. Dicevo prima, il comparto peggiore di questo territorio, il più colpito, il più in difficoltà è quello dell'edilizia. Il meno in difficoltà invece è quello che ha un rapporto economico-commerciale con l'estero. Ecco, in rapporto numerico all'incirca quante sono le aziende nell'edilizia, nel settore dell'edilizia che vanno leggermente meglio? Allora diciamo subito che la nostra attenzione nel settore dell'edilizia raggiunge circa il 27% del nostro monte di imprese, quindi è un buon numero. Che vanno bene sono quelle che hanno strutture contenute, che sono a stretto carattere familiare, che hanno pochi dipendenti e che lavorano soprattutto fino ad oggi con privati, però prima ho fatto il caso che da qualche giorno in qua si sentono anche difficoltà di pagamento da parte dei privati. Mentre quelle che avevano grandi strutture, lavoravano soprattutto per gli enti pubblici, Regione, ANAS, e quindi facevano infrastrutture pubbliche, sono quelle che stanno risentendo la maggior difficoltà in questo momento. Dato per scontato che abbiamo quasi pagato interamente ormai il conto di tutte quelle imprese che si erano buttate nell'immobiliare, cioè costruivano per vendere. Il numero di alloggi non venduti è ormai quantificabile in 2 cifre, quindi difficilmente c'è un mercato che si potrà aprire. E ad esempio avevamo il mercato della seconda casa balneare, qui nella nostra zona, quindi parlo di Jesolo, parlo di Caorle, parlo di Bibione, un mercato immobiliare che nelle prime file continuava a tenere, e a oggi ci risulta che ci sia un calo almeno di un valore del 10% degli immobili di quel territorio. Vanno bene anche quelli che investono nell'ecosostenibile? Sì, vanno bene anche quelli che investono nell'ecosostenibile, vanno benino anche quelli che investono in quel settore, però dobbiamo tenere presente che dal fine giugno i contributi saranno ridotti notevolmente e che soprattutto il contributo del gestore per quanto riguarda il fotovoltaico sta quasi scomparendo e quindi questo ha messo in difficoltà sia gli impiantisti di quel settore ma soprattutto i produttori di pannelli solari che nel Veneto comunque ormai erano diventati un distretto importante. Ecco, voi siete un'emanazione della Confartigianato provinciale, che tipo di rapporto avete con loro?
Beh, i nostri uffici si trovano all'interno delle sedi di Confartigianato, negli uffici mandamentali o territoriali di Confartigianato. Il rapporto è un rapporto strategico di condivisione di obiettivi da raggiungere e di assistenza alle imprese.